Martedì 5 maggio, San Gottardo. È il 125esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 240 alla fine. Il sole sorge alle 5:55, tramonta alle 20:25. La luna si leva alle 21:49, tramonta alle 6:54. Un decreto del Maggior Consiglio ordina a tutti quelli che hanno feudi o altre grazie ricevute dai comuni o persone forestiere non possono stare nei consigli quando si tratterranno negozi spettanti a detti comuni o persone. Partendo da Cortina d'Ampezzo, molte sono le escursioni sui luoghi della Grande Guerra. Sulle sue vette 3 musei all'aperto, della Gazuoi, delle Cinque Torri e del Sasso di Stria, visitabili a piedi o con veloci impianti di risalita, postazioni trincee e gallerie perfettamente restaurate. Le previsioni per domani. Moderata variabilità con prevalenza degli spazi di sereno in pianura e più frequentemente presenza di nubi in montagna. Non si esclude qualche locale riduzione della visibilità nelle prime ore del mattino in pianura. Precipitazioni. Su zone montane e pedemontane crescente probabilità di precipitazioni, da locali e sparse anche a carattere di rovescio o temporale. In pianura generalmente assenti, salvo una bassa probabilità di locali fenomeni su settori nord-orientali in serata. Temperature. Le temperature minime saranno senza variazioni di rilievo, le massime saranno stazionarie o in moderato aumento sulle zone pianeggianti, per lo più in contenuto calo su quelle montane.